21 persone indagate, un blocco immediato del flusso illegale delle IPTV e dei siti di live streaming delle più note piattaforme televisive. E questo è il bilancio di un'operazione contro la pirateria televisiva con i cosiddetti pezzotti della polizia e coordinata dalla DDA della Procura di Catania. Diversi centri operativi per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale che sono stati impegnati in numerose perquisizioni e sequestri sull'intero territorio nazionale nei confronti di appartenenti a un'associazione a delinquere transnazionale che avrebbe avuto profitti mensili per oltre milioni di euro. Le indagini sono state dirette dalla Procura distrettuale del capoluogo etneo, avviate dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania, con il diretto coordinamento del servizio della Polizia Postale di Roma, permettendo di delineare l'esistenza di un'associazione criminale organizzata in modo gerarchico, secondo ruoli distinti e ben precisi, con promotori distribuiti sul territorio nazionale e all'estero, che hanno come finalità la costante distribuzione a un elevatissimo numero di utenti, sia in ambito nazionale, internazionale che regionale, di palinsesti live, contenuti on demand protetti da diritti televisivi, di proprietà delle più note piattaforme televisive come Sky, DAZN, Mediaset, Amazon, Prime, Netflix, attraverso il sistema delle IPT illegali con profitti mensili per svariati milioni di euro. Le condotte illecite, sottolinea la DDA di Catania, sono state consumate nell'arco temporale e sono state interrotte grazie all'operazione in corso. Per eludere le indagini, gli indagati, afferma la Procura, avrebbero fatto uso di applicazioni di messaggistica crittografata, identità fittizie e documenti falsi che sono stati utilizzati anche per l'intestazione di utenze telefoniche, carta di credito, abbonamenti televisivi e noleggio di server. Scoperta la presenza su varie piattaforme sociali di canali, gruppi, account, forum, blog e profili che pubblicizzavano la vendita sul territorio nazionale di flussi, pannelli e abbonamenti mensili per la visione illegale dei contenuti audiovisivi fruibili anche attraverso numerosi siti illegali di live streaming. Le persone indagate al momento sono 21, tra le province di Catania, Messina, Siracusa, Cosenza, Alessandria, Napoli, Salerno, Lucca, Livorno e Bari, a cui la Procura catanese contesta a vario titolo i reati di associazione a delinquere a carattere transnazionale, finalizzata alla diffusione di palinsesti televisivi, ad accesso condizionato, danneggiamento di informazione, dati e programmi informatici, accesso abusivo a un sistema informatico di frode. L'operazione si è avvalsa dell'ausilio del personale dei centri di operativi di sicurezza cibernetica di Reggio Calabria, Torino, Napoli, Bologna, Firenze e Roma e Bari.